Tu, tu. Oh? Pronto? Eh, Con chi parlo? scusi, ma lei fa numeri a caso e poi vede chi risponde? No, è che magari ho sbagliato numero. Qui è la società Distribuzione Elettrica Paghi POC. Allora ho fatto il numero giusto, ok. Come posso aiutarla, fenomeno? Io ho un problema. Aia, Pakumanen, ne? No, aspetti, mi faccia parlare. Prego. Credo che sull'ultima bolletta ci Eh, sia un errore. cioè? Io e la mia fidanzata l'abbiamo controllata e abbiamo visto che l'importo da pagare è un po' troppo alto. Ora verifichiamo. Come si chiama lei? Mi chiamo Christian. No, intendo la sua fidanzata. Perché, scusi? Ti va tranquillo. Vabbè, si chiama Elisabetta. Elisa Betta. Ok. Il contratto è intestato a lei? È intestato a me, sì. Peccato. Quanti anni ha? Io ne ho 35. Ma cosa me ne frega, intendevo l'età della sua fidanzata. 28. Numero di telefono? Ma senta, adesso Rudme Kuyun vuole controllarmi sta fattura, sì o no? E va bene, Gittenen. Mi dia il codice cliente, va. Ah sì, ce l'ho qua. 8890 Söbere Köpö Diao, ma che cazzo tenca minchetlesi? È il codice cliente. Ma sparano opinione, va. Ma senta, guardi che io cambio compagnia, se fa così. No, lei deve cambiare spacciatore, ascolti me. Ma allora, intanto la chiamata è registrata. Adesso mi dà il suo nome e così almeno le posso sporgere denuncia. Bravo Picciu, la registrazione si usa se sono io che devo denunciare te. Viceversa per che te treno, testa di mo. Senta, mi controlli sta fattura e basta, no? Allora facciamo così, cerchi con calma il codice cliente Eh, e aspetti a pagare l'importo, poi mi ricontatta. ma io ho già pagato. Ma allora che cazzo mi chiami a fare? Ho capito, ma c'ho il pagamento automatico sul conto corrente. Perché te mbabau, Come, scusi? sei un fagiolo, testa ignune. Vabbè, ho capito, ma come facciamo? Ormai hai pagato, la prossima volta ti fai furb. Ma scusi, non possiamo fare uno sconto sulla prossima bolletta? Per chi? Per te. Sì. Ma chi ti credi se è il re dei grattac? No, vabbè, ma scusi, ma... Senta, facciamo così, tanto ormai quel che fatto è fatto. Ma La co- prossima volta stia più attento. E ora la saluto che ho messo il riso a cuocere e vanta cugna veghe con taccanenda suta. Ciao, ne? Fammi giù il telefono.